presidente della Commissione Turismo al Comune di Agrigento, Carmelo Cantone, a scanso di equivoci, interviene nel merito della spesa della tassa di soggiorno in città. Stamattina leggo su qualche organo di informazione locale alcune dichiarazioni in merito agli spettacoli estivi, dichiarazioni fuorvianti che meritano assolutamente una precisazione. Preciso subito che lo faccio con spirito costruttivo di opposizione, di un consigliere d'opposizione che riveste responsabilità appunto nel ruolo amministrativo. È giusto ricordare a tutti che nei mesi scorsi abbiamo cercato tutte le convergenze possibili, ci siamo resi disponibili, abbiamo partecipato a molti tavoli tecnici con chiarezza e lealtà, proponendo, condividendo, suggerendo, insomma diciamo che opposizione non ce n'era stata neanche in quel momento. Io stesso, che non ho né produco spettacoli, sia chiaro alla città questo, avevo organizzato un programma, un cartellone teatrale riconoscendo l'alta valenza del teatro, anche quella agrigentino, l'alta valenza sociale e l'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni e l'utilità soprattutto nel proporre ai turisti questi spettacoli. Ripeto, avevo organizzato un programma, un cartellone invitando tutte, e sottolineo tutte, le compagnie teatrali di Agrigento. Abbiamo fatto una bella riunione questo programma doveva essere finalizzato cercando di utilizzare un fondo regionale, un patrocinio o qualche cosa. Così eravamo rimasti d'accordo. Ad una riunione di una consulta avvenuta a fine luglio, sottolineo a fine luglio, ci viene proposto un altro programma completamente diverso, al quale ovviamente ci siamo opposti fermamente, anche perché realizzare una serie di spettacolini, quindi non il programma teatro, che è stato in parte inserito, ma non ne vedevamo l'utilità di organizzare tutti questi spettacoli nel mese di agosto. In molti ci siamo opposti, tant'è vero che ci sono i verbali, votando negativamente questo sperpero di soldi, soprattutto della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo. Noi proponevamo l'utilizzo per il programma varato dalla quinta commissione del teatro, l'utilizzo di un patrocinio regionale e non della tassa di soggiorno. Abbiamo fatto subito presente che spendere la somma di ben 100.000 euro per spettacoli nei quartieri, senza un bando, senza un'adeguata pubblicità, senza un criterio di scelta, senza aver chiarito i criteri di scelta degli artisti, delle compagnie, delle manifestazioni, non rispettava i principi di trasparenza di un'amministrazione alla quale un'amministrazione si deve attenere. Nessun ritorno né per i turisti né per la collettività, cui i soldi della tassa di soggiorno sono finalizzati. Abbiamo chiaramente detto come i soldi della tassa sono di scopo, vanno spesi per il bene e servizi per i turisti, per migliorare il decoro e non per finanziare iniziative culturali volute dagli assessori. Ci è sembrato giusto segnalare con gli spettacoli in questione che gli spettacoli in questione potevano farsi ugualmente, ognuno può fare quello che vuole, se la scelta dell'amministrazione era questa, se la poteva fare ugualmente l'amministrazione stessa, ma fartela con i soldi regionali, così come c'era stato prospettato dagli assessori. Quando abbiamo deciso di prendere le distanze dalla giunta ritirando l'assessore Scinta, l'abbiamo voluto, abbiamo posto come unica condizione l'attenzione di rivolgere l'amministrazione che rivolgesse l'attenzione alle iniziative urgenti e programmatiche e alle urgenze della città stesso, dimostrando una netta discontinuità rispetto a un sistema trasversale che ha allontanato parecchio la politica del palazzo dal bisogno dei cittadini. Agrigento non ha bisogno di gente che fa scaricabarile, ma di gente, di amministratori che comprendano le vere esigenze del territorio quali sono. Purtroppo ancora oggi a prevalere sono stati ancora una volta gli interessi intollerabili di una politica inappropriata e inadeguata, uniti a tentativi troppo tardivi di scaricare le responsabilità ad altri. Concludo dicendo che il gruppo dei consiglieri comunali di Forza Italia è disposto e pronto a qualsiasi confronto con il capo dell'amministrazione, nella sede che egli riterrà più opportuna.